ma per fortuna senza rovinare le vostre riprese. È iniziato intanto il derby, che prova ora ad affacciarsi. L'1-2, ancora Agus, sempre vicino a lui Careda, uno degli ex-men. Pili, 1 minuto di gioco e subito il Tortoli in vantaggio. Antonio Pili può metterla in mezzo, poi che sceglie il controllo, sceglie il dribbling, poi ancora calcio in porta. Ferrareis che cerca la conclusione. Di vicino arriva proprio Boi, poi scelto Bonicelli, la conclusione 2-0. È arrivato il gol del raddoppio. Lanciamo poi lungo, la velocità, il pallone messo in mezzo, gestisce Balaye. Ferrareis rischia di perdere palla, perde il tiro. Pugliese, ancora Pugliese, Cangudia, il pallone largo per Batantuono che può provare a metterla in mezzo, saltato anche Pili, arriva il cross, la conclusione poi in girata. Pugliese gliela toglie, l'1-2 poi di Parisi con Balaye che va in velocità. Balaye, occhio a Batantuono dall'altra parte, poi Parisi, calcia Parisi che trova un grande gol, il gol che riapre questa partita. Parisi prova ad andare da solo, Parisi e Bongue, posizione irregolare, calcia e Bongue, Falconetti, arriva Parisi, murato e poi palla allontanata da Ru, è stato Agus per ogni palla inattiva. Battuto ora all'angolo di testa, palla sul fondo e serra interno di sinistra. Ferrer e Bongue guarda subito verso l'area, arriva questo cross, rischio di autogol. Dall'altra parte il lancio per Pugliese, ci arriva, mette in mezzo di prima, Balaye può girarsi, ci sarebbe anche Bongue, Batantuono vicino, il cross di testa contro non ci arriva e Bongue, Falconetti e poi salvataggio, Falconetti, Batantuono, Pugliese, calcia, prova a correre Deian, attaccato da Batantuono, 1 contro 1. Va a cambiare gioco, è una buona idea per Cocco, contro Cocco, la palla che va sul fondo, prova a farla passare Balaye, poi rimessa protetta ed è finita. Il Tortoli vince 2-1.